questi giorni proprio in Svizzera il Comitato contro la chiusura del consolato di San Gallo ha protestato fortemente, occupando anche il consolato. La cessazione della manifestazione, dell'occupazione del consolato è avvenuta a seguito dell'impegno assunto dai parlamentari eletti all'estero di una sospensione delle chiusure dei consolati. Non tutti i parlamentari, tuttavia, sono sulla stessa linea d'onda. Mentre alcuni parlamentari si battono per la revoca delle chiusure, altri invece prospettano la possibilità di una presenza temporanea o comunque solo settimanale da parte di funzionari del consolato per il disbrigo delle pratiche più importanti per la vita, per la quotidianità dei connazionali all'estero. Speriamo che non soltanto il problema si pone per i consolati, ma anche per alcuni istituti italiani di cultura che saranno chiusi e per i quali si pensa ad una diversa collocazione presso ambasciate o consolati. Lei è esponente anche del Consiglio generale degli italiani all'estero, che idea si è fatta, quali possibilità ci sono che si riesca a ottenere un qualcosa di più? Ma purtroppo il problema della ristrutturazione della rete consolare, si cambia spesso anche il nome, attualmente si chiama riorientamento della rete consolare, è un problema vecchio. È stato oggetto di molte assemblee plenarie del Consiglio generale degli italiani all'estero, anche delle riunioni a livello continentale sempre del CGIE, e purtroppo è un problema dove ne siamo sempre usciti sconfitti, non siamo mai riusciti a far sì che il Ministero degli Affari Esteri tornasse indietro su queste chiusure. Evidentemente anche in questo caso credo che sia estremamente difficile, nonostante ci si metta tutta per far cambiare idea al Ministero, a salvare in questo caso specifico, per quello che riguarda la Svizzera, il Consolato d'Italia di San Gallo, che è un problema che non è risolvibile con quello che hanno proposto alcuni nostri eletti nella circoscrizione estero di optare per un eventuale sportello settimanale, perché la comunità italiana che fa capo al Consolato d'Italia di San Gallo è una comunità che raggiunge i 70.000 connazionali, tra l'altro è anche geograficamente un'area molto vasta, perché non dimentichiamoci che il Consolato di San Gallo non più tardi di un paio di anni fa ha ricevuto anche la comunità che precedentemente utilizzava il Consolato d'Italia di Coira, quindi praticamente tutta la Svizzera orientale oggi fa capo a San Gallo, il che significa che l'utenza di questo consolato è anche quella che vive ai confini con la Valtellina, pensiamo alla Valle di Poschiavo, pensiamo a quella che confina con il cantone di Ticino, o addirittura fino a pochi chilometri da Bellinzona arriva il cantone di Grigioni per la parte italofona. Ebbene, tutta questa comunità, compresa le Engadine, quindi compreso ovviamente anche la zona di St. Moritz e Samedam e Santa Maria, farebbero capo al consolato di Zurigo, che in questo caso riceverebbe l'utenza di San Gallo. Io, come ho già avuto modo di ricordare, c'è questa utenza dell'estremità orientale della Svizzera che neppure in una giornata
riuscirebbe a potersi recare al consolato di Zurigo e fare ritorno nella stessa giornata a casa. Quindi evidentemente non è pensabile che da un lato possa far capo a Zurigo e dall'altra che sia un'ipotesi di compromesso onorevole quella che si chiude San Gallo e si lascia uno sportello settimanale che non vedo quale potrebbe essere il servizio o tra virgolette decoroso che potrebbe offrire alla comunità. Il problema purtroppo, quello degli italiani all'estero, è un problema che per l'Italia, per gli italiani in Italia, è un problema che è stato rimosso. Ormai purtroppo non abbiamo a che fare come italiani all'estero con una situazione in cui in Italia non si pensa più ai 5 milioni di italiani che vivono fuori dai confini nazionali. L'attenzione del paese ormai è assorbito essenzialmente dall'immigrazione, è assorbito dai problemi economici che evidentemente anche noi riconosciamo che siano gravi e che vi siano, e il Parlamento, che è quello che fa le leggi, naturalmente rappresenta gli umori del paese, e se nel paese non c'è più una vicinanza con gli italiani all'estero, evidentemente il Parlamento non è più sensibile a noi italiani all'estero. Io credo che sia difficile riuscire pertanto a salvare queste chiusure indicate ultimamente dal Ministero insieme a quelle annunciate e messe già in atto nella scorsa estate. Noi naturalmente non è che ci contentiamo di queste considerazioni e quindi rinunciamo a fare le lotte che riteniamo che siano legittime per salvare nel nostro caso il consolato di San Gallo, e continueremo a farlo. Dall'altro il comitato di protesta ha già annunciato che ha sospeso in questo momento l'occupazione del consolato in attesa di avere una reazione da parte dell'ambasciata e del Ministero. Laddove questa reazione tardasse a venire o non ci fosse, evidentemente il comitato di protesta riprenderebbe la lotta e quindi rioccuperebbe di nuovo il consolato. Qual è l'ipotesi di lavoro che gli italiani all'estero possono fare alla Farnesina? E in seconda analisi, si è considerato per l'Europa quali sono gli sviluppi in ambito comunitario? Perché proprio nei giorni scorsi si è parlato al Parlamento europeo di iniziative che vadano a legittimare documenti, diversi tipi di documenti correlati ai cittadini, proprio anagrafici che riguardano ciascun cittadino, perché siano ufficializzati in tutti i paesi, in tutti e 28 i paesi della UE, quindi non ci sarebbe necessità di un costante ricorso alle autorità consolari, agli uffici consolari. Ecco, questa evoluzione in senso europeo può dare sostegno alle nostre comunità? E quale, in funzione di queste proposte europee, quale può essere la risposta delle comunità, una risposta forse più meditata? Ma io credo che la soluzione europea ai nostri problemi possa essere un'ipotesi di lavoro ma molto futuribile. Io credo che quello che può andare avanti a livello europeo può essere la rappresentanza diplomatica che può essere assunta da un paese invece che dall'altro dei 27 o dei 29. Ma quando parliamo della nostra comunità, noi parliamo anche in Europa di più di 2 milioni di cittadini italiani che rispetto allo stato di appartenenza e quindi all'Italia hanno bisogno giornalmente di tutta una serie di servizi che mi sembra al momento difficile si possa
ottenere attraverso un ufficio unico che rappresenta a tutti i cittadini europei per quello che riguarda appunto i servizi che questi richiedono e il rilascio di certificazioni anagrafiche che questi richiedono. Io credo che forse in un futuro potrà essere anche prevedibile una soluzione di questo tipo, ma al momento io la vedo molto difficile. Oltretutto non dimentichiamoci che per quello che riguarda la Svizzera è un paese extraeuropeo, non fa parte dell'Unione Europea, anche se ha degli accordi molto forti in materia di libera circolazione delle persone. Tra l'altro, apriamo una parentesi, e anche sotto questo aspetto la Svizzera è un paese a rischio, perché proprio domenica prossima, 9 febbraio, ci sarà l'ennesimo referendum in questo paese contro gli stranieri, ovvero se dovesse passare questo referendum contro l'immigrazione di massa, salterebbero automaticamente gli accordi bilaterali che non più tardi di 12 anni fa sono entrati in vigore tra la Svizzera e l'Unione Europea, e quindi si creerebbero ulteriori difficoltà nei rapporti tra la Svizzera e l'Unione Europea, e di questi ne pagheremmo la fattura noi che siamo immigrati in questo paese, e viceversa anche tutti gli svizzeri, non sono pochi, che lavorano e vivono in un paese dell'Unione Europea. Morale della favola, io credo che questa soluzione dei nostri problemi, attraverso decisioni che potrà prendere l'Unione Europea di rappresentare i suoi cittadini attraverso gli uffici locali di ciascun paese, sia un'ipotesi futuribile e che comunque di difficile applicazione in questo momento nei confronti di chi vive in Svizzera, essendo appunto un paese non comunitario. Di legge sul voto, la proposta sul voto all'estero, quella presentata dal PD a metà gennaio e che è stata sottoscritta anche dal Maglie. Ma rispetto a un'ipotesi di modifica o di mantenimento della legge sul voto all'estero, io credo che in effetti la proposta presentata dal Partito Democratico di modificare molto superficialmente l'attuale normativa sia un'ipotesi percorribile, ovvero l'ipotesi che secondo me e che tra l'altro abbiamo discusso molto spesso anche nel Consiglio Generale degli Italiani all'estero, che potrebbe riportare da un lato a minor costi l'evento elettorale per lo Stato italiano e dall'altro rendere più serio il sistema del voto per corrispondenza, è essenzialmente quello sul quale si era ragionato anche ai tempi in cui si discuteva di questo disegno di legge, ovvero quello di invertire l'opzione di voto. Noi ricordiamo che attualmente tutti gli iscritti all'anagrafe elettorale sono elettori e quindi tutti i cittadini italiani residenti all'estero o maggiorenni sono di fatto elettori della circoscrizione estera. Noi sappiamo anche che negli ultimi 10 anni, in virtù delle normative che consentono il recupero della cittadinanza italiana, abbiamo avuto nel mondo centinaia e centinaia di migliaia di persone di origine italiana che hanno riacquisito la cittadinanza italiana, anche in virtù di un avo che era emigrato dall'Italia a fine Ottocento. Sappiamo anche che gran parte di queste persone, pur essendo cittadini italiani attraverso questo recupero della cittadinanza, hanno un passaporto italiano, ma quasi sempre non parlano nemmeno l'italiano, o sanno pochissimo dell'Italia,
è stato un recupero della cittadinanza che in tanti casi è stato un recupero strumentale, nel senso di poter ottenere un passaporto italiano che consente di avere un passaporto che permette per esempio di venire in Europa, nell'Unione Europea senza alcun problema e quindi di potersi muovere più liberamente di quello che consentirebbe il passaporto che avevano queste persone. Queste persone sono diventate anche elettori per l'Italia che quasi sempre non interessa loro. Ricevendo queste persone il plico elettorale evidentemente è un plico che se va bene lo gettano via e se va male potrebbe essere oggetto di interesse di qualche galoppino tra virgolette di questo o quel candidato alle elezioni. Se noi rovesciamo l'opzione e quindi tutti i cittadini italiani residenti all'estero sono in teoria elettori, però per poter esercitare questo diritto di voto per corrispondenza debbono registrarsi al consolato di riferimento. In questo caso evidentemente si avrebbe una situazione di interesse verso il voto all'estero che esprimerebbero questi elettori attraverso la registrazione nel consolato di riferimento. Se questo avvenisse è chiaro che chi riceverà in futuro il plico elettorale sarà un numero molto limitato rispetto ai milioni di cittadini elettori che attualmente hanno sempre ricevuto il plico elettorale. Di conseguenza a questo plico arriverebbe a persone che hanno espresso il desiderio e la volontà di essere elettori e di voler votare. Il che significa che questo plico non diventerebbe oggetto più come nel passato di malintenzionati che cercherebbero di recuperare questi plichi da parte di quegli elettori che non sono assolutamente interessati al voto. Voterebbero molto meno persone rispetto al passato? Certamente, ma questo vorrebbe anche dire che comunque le persone che voteranno sono persone certamente interessate a partecipare all'evento elettorale italiano e quindi un voto molto più serio e molto più consapevole di quello che forse lo è stato fino adesso. Io credo che se non si optasse verso questa piccolissima riforma dell'attuale legge vedremmo che le conseguenze sarebbero molto più utili al sistema elettorale italiano e permetterebbero di poter rendere più serio il sistema di voto rispetto a quello che lo è stato fino ad oggi. Quale effetto, quale riscontro da parte della comunità dell'ultimo incontro Italia-Svizzera dei giorni scorsi con il forum? Ha avuto molto eco questo incontro all'interno della comunità italiana, ha avuto più eco nei media svizzeri che sui media rivolti all'immigrazione, per quello che si può captare i rumori della strada. Non è che abbia avuto grande eco nell'ambito della comunità italiana, anche perché riguarda più che gli italiani in Svizzera, riguarda l'Italia in senso lato. Ci sono stati 2 o 3 punti invece che riguardavano proprio la comunità. Uno è il fatto che il ministro Saccomanni si è felicitato perché la Svizzera la lingua italiana è un veicolo linguistico ufficiale, dall'altra parte ha lamentato che in alcuni cantoni invece si voglia eliminare questa ufficialità della lingua italiana, quindi si voglia un po' dimenticare. Sì, questo è un vecchio discorso di cui se ne sono occupati anche gli svizzeri stessi, ovvero il Canton Ticino prima di tutti, per far sì che alcuni cantoni che hanno messo come opzione o che avevano come opzione meglio l'italiano a livello di liceo o tipo Lucerna, alcuni licei l'hanno tolto come lingua di opzione.
ma è un problema che non riguarda solamente l'Italia, ma riguarda la stessa Svizzera, ovvero delle componenti linguistiche svizzere che tendono appunto a difendere la lingua italiana, che purtroppo in molti cantoni viene oggi surclassata come terza lingua dall'inglese, perché comunque in Svizzera si è sempre privilegiato da parte degli svizzeri di lingua francese il tedesco, da parte degli svizzeri di lingua tedesca il francese, e l'italiano era sempre tenuta come terza lingua praticamente. E ora come terza lingua c'è la tendenza a privilegiare il tedesco al posto dell'italiano, ma di questo si è già occupato il forum dell'italiano, anche l'altra settimana si è tenuto a Coira. Saccomanni ha fatto bene a citarlo. Sempre a proposito dell'italiano, per ottobre sono prevedibili gli stati generali della lingua e cultura italiana, almeno è quanto è l'iniziativa che è stata ufficialmente lanciata nei giorni scorsi dal Ministero degli Affari Esteri. In questo senso potrà essere un elemento di sollecitazione nei confronti delle autorità di quei cantoni svizzeri che tendono a cancellare la lingua italiana? Ma certamente tutto quello che viene fatto a livello bilaterale è utile, come è utile per esempio la richiesta che è stata fatta da parte della rappresentanza italiana nell'incontro di Berna, che questo incontro, che è nato lo scorso anno, invece di avere una cadenza annuale, che abbia una cadenza semestrale, perché facendo un po' la fotografia dei rapporti italo-svizzeri ogni 6 mesi evidentemente consente di attualizzare meglio i problemi che possono esserci su qualsiasi campo dei rapporti bilaterali. Quindi ogni cosa che viene fatta a livello bilaterale, la frequenza con cui viene fatta evidentemente facilita la discussione da un lato e la soluzione dei problemi dall'altro.